Lo sport insegna che quando prendi un cazzotto devi essere bravo non solo ad incassarlo ma anche a restituirlo a tua volta, e c'è una squadra che in una settimana di cazzotti può darne ben 3 per dare una sveglia a tutto il campionato. Amici di Sportisi, ribentrovati da Francesco Cammuca allo stadio Ali Caoli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Partinica Audace, turno numero 11 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Il cross intanto di Graci, colpo di testa a mettere fuori da parte di Filippo. La palla è buona per Torres che controlla, spara col destro, palo! E poi Maltese da 0 metri la mette fuori. Qui Crisantus trattenuto da Dullipa, attenzione perché la palla viene recuperata e c'è il servizio in mezzo per Cacic, ancora il tocco, c'è il gol ma viene annullato, fuori gioco. Non ti fai male, Duli! Poi Aggio, tocco largo, Crisantus largo per il cross, decide invece di sterzare, prova il sinistro, debole, bloccato senza problemi dalla Minsi 6. Già battuta la punizione, c'è l'inserimento di Marino per la palla, rimane lì e Aggio non trova la porta. Lancio in avanti per la corsa di Maltese che arriva prima, Maltese accelera, Maltese in aria, uno sguardo in mezzo, Torres non l'ha colpita, l'ha ciccata questa palla, ancora il Cianci che litiga ancora col pallone. Verticale da parte di Pulizia a cercare la corsa di Aggio all'altra parte, un po' scoperto il San Giorgio. Aggio lato corto, converge Aggio col sinistro, non trova il tiro, lo trova adesso Sisei, la palla è ancora buona, il palo da parte di Barbara e qui ad un passo dallo 0-1 il Partinica Audace. Chiudere in attacco il primo tempo il Partinica Audace, nel primo tempo che stava per scadere. Aggio guarda la porta e calcia, scheggia il palo esterno Aggio proprio in chiusura di primo tempo. Guardo concentrato di Chinnici con la palla messa in aria, allontana Crisantus da ultimo stantuffo. Acquaviva, attende il movimento di Torres, lo chiama e lo serve. Torres, uno sguardo in mezzo, Maltese! E non poteva che essere lui a togliere le castagne dal fuoco. Segna ancora in casa Totò Maltese e 1-0 San Giorgio Piana. Stacca a vuoto Torres, interviene Cina. Secum, Crisantus la fa scorrere perché si è buttato nello spazio. Aggio, l'uscita perfetta di Lamin Sisei, calcio d'angolo. Sì. Apre su Rubino. Rubino riesce ad allargare la palla per Barbara che propone il cross, tentativo di sforbiciata di Marino, poi colpo di testa, ha pareggiato il Partinica Audace, ci ha pensato Miceli, l'ingresso dalla panchina e 1-1 all'Ali Caoli, è rimasto fermo Sisei, esplode la squadra ospite. Perpendicolare del primo palo, la barriera, Corso e Chinnici sulla palla, fischia l'arbitro. La rincorsa la prende Chinnici che cerca il primo palo, non lo trova per pochissimo. Ma ormai stanno scorrendo i titoli di coda su questa partita. Con il rilancio di Cascione e il triplice fischio è finita la partita. È 1-1 per San Giorgio Piana e Partinica Audace. Muove ancora la classifica la squadra di Abbenante, perde una grande occasione, quella di Chinnici. Ci sono però gli applausi